La pandemia un filo si è spezzato, quello tra il pubblico e le sale cinematografiche, e dobbiamo lavorare per restituire alle sale cinematografiche il pubblico che un po' per la pandemia e un po' perché anche tante abitudini sono cambiate, come l'utilizzo delle piattaforme, vede oggi le nostre sale cinematografiche in grande difficoltà. Per questo la Regione ha promosso un progetto realizzato dall'Agis e dall'ANEC delle Tre Venezie che vuole promuovere tra i giovani il ruolo della sala cinematografica come spazio culturale in cui la visione di un film sia un'occasione di dialogo e analisi critica, con l'iniziativa I Giovani al Cinema. Questo progetto permette la sottoscrizione di un abbonamento ad un prezzo particolarmente vantaggioso, 15 euro, per vedere 5 film nell'arco di 5 mesi ed è rivolto ai giovani fino a 35 anni. Lo promuoveremo anche attraverso le scuole, gli istituti superiori, le università e metterà a disposizione 10.000 abbonamenti per appunto restituire alle sale cinematografiche quello che è il pubblico di oggi, ma soprattutto il pubblico di domani. L'ideazione del progetto coglie appieno anche i risultati del rapporto annuale dell'Istat e della recente indagine estensiva Gli italiani e il cinema, in cui si è rilevato come la distribuzione della partecipazione culturale fuori casa per fasce di età abbia mostrato una curva che via via tra il 2019 e il 2021 è risultata sempre più appiattita in corrispondenza delle età più giovani. Sono complessivamente 43 le sale aderenti nelle province del Veneto.